I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza dove è avvenuto l'agguato, ma soprattutto stanno controllando i contatti, i luoghi di lavoro, le frequentazioni di tutte le persone coinvolte, alla ricerca di indizi per risalire all'identità dei complici dei due fratelli responsabili dell'aggressione. Dopo l'agguato a suon di forconi, cacciaviti, piccozze e mazze, almeno due o tre si sono dileguati facendo perdere le tracce, ma per loro le ore sono contate. Nei contatti potrebbero esserci i loro nomi, mentre due dei tre fratelli vittime del pestaggio sono dovuti ricorrere nuovamente alle cure dei sanitari. Uno ha subito una grave lesione ad un polmone, l'altro al fegato. Ora sono sotto osservazione in ospedale e si cerca il movente di questo brutale agguato avvenuto sotto gli occhi dei residenti. Le indagini dei carabinieri si stanno indirizzando verso il mondo lavorativo che accomuna le persone coinvolte. Tutti lavorano per imprese edili, alcuni con contratti irregolari, non solo, ma sarebbero stati impiegati anche in alcuni casi nelle stesse aziende. Si scava, si cerca di dare delle risposte e di verificare in quale contesto è maturato quello che ormai sembra un vero e proprio regolamento di conti. A guidare la spedizione punitiva i due fratelli albanesi, un 19enne e un 32enne, quest'ultimo arrestato perché in casa aveva 20 grammi di cocaina. Oggi udienza di convalida dell'arresto. Non è comunque escluso, alla base di questa aggressione, che ci siano anche traffici illeciti. Nessuna pista viene scartata.